Non solo i controlli delle forze dell'ordine nelle piazze cittadine per evitare le cosiddette risse del sabato pomeriggio, ma un elenco di ragazzi a rischio violenza a Padova. Sono circa 1 migliaio i giovani tra i 14 e i 18 anni finiti nell'elenco stilato dalle forze dell'ordine per l'osservatorio sul disagio giovanile, nato su iniziativa della prefettura. Il fenomeno delle risse o appuntamenti violenti che vengono promossi da baby gang e che si danno appuntamento via chat in alcune piazze per venire alle mani si è diffuso nelle ultime settimane. Finora sono sempre state evitate perché la polizia ha schierato i reparti ed effettuato controlli in città per bloccare i ragazzi in tempo e proprio durante i controlli sono stati identificati circa 1 migliaio di adolescenti che abitano a Padova e provincia. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, assicura che non ci sono pericoli in città. Una città sicura. La Digos, la questura, il prefetto, forze dell'ordine, man mano che hanno intercettato tutte queste estraordinarietà giovanili che vogliono, insomma, li intercettano, non è che fanno repressione, cercano di motivarli, di dire, non fate queste cose, per cui segnalano i ragazzi, non è successo mai niente. Di altre città purtroppo succede, qua si erano controllati bene dal prefetto e questore. Molti sono ragazzi che provengono dalla cintura urbana e tra loro tanti sono stranieri di seconda generazione. Il prefetto Raffaele Grassi per questo ha deciso di coinvolgere tutti gli enti in un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico dedicato proprio al disagio giovanile, che secondo il sindaco di Padova è stato alimentato da questo difficile periodo di pandemia. Sono disagi giovanili, è il Covid, io penso che cambia il tempo, cominciare a giocare a calcio, andare in palestra, fare cose in discoteca, al mare, in montagna, sfumerà tutto, non c'è niente, tranquilli. Io capisco, non capisco i giovani che fanno queste cose, però capisco che è stato il Covid, è stata una mazzata tremenda per tutti, ne stiamo uscendo per fortuna.